Bentornati signore e signori, io sono Franco Nusinas, il canale è Un Sardo sul Continente, siamo qui di nuovo per parlare di quel fomento calcistico che si chiama Cagliari Calcio. Dopo una partita che definire due righe tesa e vorticosa per le emozioni e per il sottoscritto, soprattutto per lo stomaco dei tifosi che la seguivano, è appena riduttivo. Allora, abbiamo giocato contro il Milan in casa loro. Si è esaurito il tutto con un incredibile pareggio 3-3, con molte polemiche in centro e soprattutto anche considerando il fatto che a me girano anche due righe i cosiddetti per quel discorso che avevamo già fatto la settimana scorsa, ovvero il fatto che in certe partite sembriamo degli scappati di casa che prendono scopettoni e calci di dietro un po' da tutti, sia da squadre più attrezzate che da squadre ben inferiori, secondo me ovviamente, alla nostra. Quando giochiamo invece partite del genere mi viene da riflettere sul fatto che riusciamo a tenere testa anche in maniera più che egregia a soggetti come la squadra del Milan che, per quanto gliene stiano dicendo un po' di tutti i colori sia al loro allenatore che a certi giocatori, è inutile e sarebbe anche poco intellettualmente onesto non riconoscere una netta superiorità dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della rosa, dal punto di vista di tutto. Però abbiamo dimostrato che con compattezza, con forza, con grinta, quando ci mettiamo di cattiveria, porca di tutta quella che si può dire, e restiamo ancora sul pulito perché abbiamo appena iniziato il video, non ce n'è per nessuno. Teniamo davvero botta con tutti. Detto questo, prima di tuffarci in questa cronaca, signori, vi ricordo un po' di robina burocratica. Allora, se avete piacere, iscrivetevi qua su YouTube, interagiamo, invitate tutti quelli che tifano Cagliari, invitate anche tutti gli amici di altre squadre, perché qua si parla di calcio in maniera rispettosa ed educata verso tutti quanti. Se avete piacere, sostenete il nostro progetto anche su Instagram e su TikTok, sempre Un Sardo sul Continente, poi mettete un mi piace, date un commento, a voi non costa nulla, è tutto gratis, ma per me è un sostegno non indifferente. Detto ciò, ci presentiamo a casa del Milan con un 4-2-3-1. Sono ben contento che il nostro Nicola, dopo probabilmente non l'ha sentito, ovviamente il vostro video non lo vedrà mai, ma probabilmente è arrivata la nostra energia psichica all'allenatore, ha tenuto il modulo della scorsa volta. Il fatto di non rincoglionire per ogni cavolo di 90 minuti la squadra con una nuova forma tecnico-tattica, come vedete, piano piano può dare i suoi frutti. Quindi difesa 4 e ci mancava pure che contro Leao e company giocassimo con la difesa 3, perché insomma va bene tutto, va bene la sburonaggine, però bisogna tenersi anche un po' umili nella vita perché sennò ciao. In porta c'era Scerri, Scuffè non era abile al ruolo in quel momento, quindi Scerri, signori. Zappa, Palomino, Luperto, Augello, perché a causa poi delle ammonizioni della scorsa partita a livello criminoso quasi del nostro Mina, era necessario inevitabilmente un rimesculo dei protagonisti della nostra linea difensiva. Ovviamente in centrocampo Ciaone anche da dopo, perché come Mina ha fatto la stessa roba la partita scorsa, quindi Macumbu, Deiola, che devo essere sincero come coppia di centrali di centrocampo non mi dispiace proprio per niente, anzi, dà un po' di varietà, il fisicone di Macumbu e il piedino un pochino più fatato del nostro Deiola. Sul davanti non cambiano mai gli interpreti semplicemente perché con tutta la buona volontà del mondo abbiamo pochi slot di cambio davvero efficaci. Quindi Zortea, Viola, Luvumbo, l'unica differenza rispetto alla scorsa partita è che c'è Viola al posto di Gaetano dal primo. Zortea ci sta per maggiore esperienza a farlo giocare col Milan, per quanto in quel posto possiamo metterci anche Felici e Piccoli, ovviamente da solo a gestirmi tutto quello che è l'attacco della situazione, appoggiato quindi dai suoi tre compagnoni subito dietro. Stata una partita davvero che ha davvero messo a dura prova
tutto ciò che poteva essere lo stomaco e la pazienza di un tifoso, sia del Milan che del Cagliari, bisogna ammetterlo. Anche perché in casa del Milan, 2 minuti, squilla, fischia l'inizio del primo tempo, secondo minuto, signori, dopo 63 secondi me li son segnati, 63 secondi, Zortea, sviluppi di un calcio d'angolo portato avanti da un'iniziativa di Luvumbo che si era spinto in avanti come al solito fino alla fine, non ce n'è per nessuno neanche con il Milan per Luvumbo, arriva davanti come al solito, palla rimpallata, finisce in calcio d'angolo, sviluppi di un calcio d'angolo con Viola che batte dalla bandierina, Luperto in mezzo all'area di rigore, aggiusta leggermente la traiettoria di testa, arriva sul secondo palo, Zortea da solo, in diagonale riesce a fregare Maignan che non può farci niente. Quindi 1-0, Milan-Cagliari, il Cagliari avanti subito. Il Milan si incazza brutalmente, dopo pochissimi minuti ci prova, con Pulisic una bellissima girata deviata, di nuovo in corner. Però siamo noi che in questi primi minuti teniamo il pallino del gioco, soprattutto a livello di collegamento fra centrocampo e difesa. Il Milan è molto più scollato, noi invece siamo molto compatti e creiamo tanta densità in zona di area nostra, a livello difensivo molto ben messi e poi anche di centrocampo. Insiste subito poi Leao, al nono minuto, spalle alla porta, si gira su un appoggio, se non sbaglio, che è arrivato da Chukwueze, palla che finisce fortunatamente alta per noi, perché la giocata in area era buona. Alla fine però si capisce subito che il giocatore da temere, non che ci fossero dubbi, però è molto umorale, dipende molto anche da come è messo a seconda della partita, come se la cava, se è in voglia, se è più in botto o meno, ma questa era la partita di Leao e quelle partite dove lo capisci subito che sarà imprendibile e così è, perché al 15° Leao con metà del gol di nuovo fomentato da un bellissimo giocatore, c'è niente da fare, da Reinders, un bel cucchiaio di esterno sulla tre quarti, innesca Leao che brucia tutta la nostra difesa, ma c'è poco da fare, cioè se Leao parte non abbiamo i mezzi per fermarlo, a meno di non volerlo abbattere con un sedativo, ma credo non sia fattibile in un campo di calcio, quindi niente da fare. Cucchiaio di esterno destro sulla tre quarti, lo mette davanti alla porta e Leao lì, pallonetto d'esterno, il nostro Scerri può fare molto poco. Noi continuiamo però a essere pericolosi, al 17°, sempre su un corner, sempre Luperto questa volta che arriva bene di testa, direziona molto meglio in porta, quindi non avrebbe bisogno dell'appoggio di Zortea per buttarla poi dentro, ma Maignan questa volta non si fa fregare. Al 28°, una partita che va avanti così, sembrano che stiamo saltando molti minuti, ma in realtà questi minuti che non stiamo raccontando sono dati da un'intensità di gioco di centrocampo dove riusciamo a fare 4-5 passaggi, ci portiamo avanti, il Milan la riprende, stessa cosa loro, paio di passaggi, riusciamo a riprendere palla. C'è una lotta continua fra i vari gladiatori del centrocampo delle rispettive squadre. 28° del primo tempo, Piccoli, lanciato finalmente in profondità, se non mi ricordo male, da un bel tiro di Deiola. Va da solo, tutto bene, dallo stop, perfetto. Tiene a distanza Thiaw che stava rientrando, chiude, scavetto su Maignan. Il problema è che poi con il VAR che arriva segnala quello che a tutti gli effetti è un leggero fuorigioco che guardandolo poi con la tecnologia del fermo immagine, con tutta quella roba lì, oggettivamente è visibile. A occhio nudo, cioè fatta sta roba qui un paio d'anni fa, credo che non sarebbe stato annullato perché era davvero poco visibile effettivamente a occhio nudo, insomma. L'arbitro comunque l'aveva notato, il guardialine anche, però ci sarebbe stato da discutere di più, quindi nel bene o nel male, a scapito andando un po' controcorrente a tutte le polemiche che ne vengono fuori, il VAR quando funziona in questo modo mi è abbastanza utile, nonostante la rete annullata sia comunque stata sarebbe stata a favore nostro, quindi. Maignan, è comunque protagonista in questo momento perché noi siamo molto pericolosi, tant'è che pochi minuti dopo Augello con un bellissimo cross dalla sinistra, uno dei suoi, sapete quelle pennellate morbide, perfette, madonna mia c'ha un piede quell'uomo che è una roba allucinante.
Arriva una bella incursione quindi di Augello sulla sua fascia, verso il secondo palo, di nuovo Zortea, pericolosissimo, di nuovo stacca bene, indirizza in porta, ma Maignan questa volta riesce a bloccare il pallone, ma sulla linea di porta. Quindi poco ci manca che passiamo avanti noi. È una partita fatta di momenti esclusivi con una occasione da gol da parte nostra, occasione da gol da parte loro. È qualcosa di incredibile, stiamo facendo, una partita di una cattiveria e di un impatto importante, tutti pericolosi, Piccoli lanciato in porta, Zortea sempre pronto, Viola che fomenta calcio, Augello che si innesta. Se tenessimo questo ritmo di gioco e questa capacità di incursione in tutte le partite, davvero sarebbe una roba bellissima. Però credo a occhio che sia questo il nostro modulo di definitivo, se secondo me è la quadra perfetta perché ti dà concretezza difensiva con la difesa 4, un centrocampo più snello che però comunque è semplicemente apparentemente snello perché in realtà se contiamo anche i trequartisti sono un centrocampo a 5, la punta isolata davanti che però avendo questo collegamento con i tre quarti, tre trequartisti dietro riesce a essere foraggiata e anche loro in posizione più avanzata sono pericolose. Vedi Zortea cosa sta facendo in questi 40 minuti di partita. Fatto sta che però, occasione su occasione, la passa avanti il Milan con la doppietta personale di Leao. Fofana che verticalizza in maniera eccelsa per Leao, di nuovo stessa cosa di prima, quando parte non lo puoi fermare, c'è poco da fare, si invola da solo verso la porta, Palomino lo raggiunge, riesce però ad allontanarsi da lui, riesce a superarlo e Scerri di nuovo in uscita viene aggirato malamente da Leao, un po' colpevole qua di ingenuità, forse Scherrios è rimasto personalmente, più piazzato cercando di fare molta massa insomma, cercando di togliergli un po' di specchio di porta, ma c'era poco da fare, comunque Leao se voleva buttartela in porta ce la faceva. Restituiamo subito il colpo noi, su questo 2-1 ci prova di nuovo Piccoli, che viene trovato in area di rigore, portiere Maignan esce sui piedi, salva questo pallone che stava arrivando di nuovo da Piccoli, praticamente lanciato come un'azione tipo fotocopia, quella che aveva appena portato al gol Leao. Il problema è che poi resta a terra quel momento per aver preso un colpo sulla coscia da Piccoli e quindi in un'occasione così pericolosa da parte nostra Maignan resta effettivamente lì di nuovo a terra per il grave colpo. C'è un po' di cure mediche, un grosso, trattenimento di fiato da parte dei tifosi milanisti, però Maignan è a posto. Fatto sta che comunque siamo molto pericolosi. Paio di minuti dopo, di nuovo Piccoli, mi è piaciuto moltissimo come ci ha provato fino alla fine, mi dispiace che non riesca mai a raccogliere quello che meriterebbe. Il Milan sta soffrendo, noi andiamo avanti ancora, Zortea dalla sua parte, da destra, di nuovo verso il secondo palo, Luvumbo di testa raggiunge quindi Zortea, fa la sponda, rimette al centro, Piccoli sempre di testa, sembra un momento di tedesca praticamente, per pochissimi centimetri non ci arriva, ma se ci fosse arrivato sarebbe stato gol netto, pulito questa volta, perché Maignan era da tutt'altra parte. 3 minuti di recupero in cui succede di nuovo una roba allucinante. Noi pareggiamo, tocco di Viola, un tocco di Viola, Augello da sinistra che aveva crossato, una palla altissima, scavalca tutti, sul secondo palo arriva Zappa, di piatto destro incrocia in rete. Ma l'ultimo tocco per cui la palla poi effettivamente entra in quella dannatissima porta e il bello è che non è la deviazione a far segnare, perché comunque la palla dall'angolazione sarebbe entrata comunque. Tocco di Viola, la palla scavalca, entra in porta, gol. Il problema è che Viola è in fuorigioco, quindi il VAR annulla il nostro pareggio. Intervallo, una roba del genere avrebbe plausibilmente annichilito molte squadre dal punto di vista psicologico, ma qua vedi proprio quella che mi piace definire la sardità, nonostante non tutti i nostri giocatori siano sardi, alcuni non sono neanche italiani, ma poco male. Vedi la cazzimma proprio della tipologia della nostra squadra, è quella. Nonostante 2 gol annullati, giustamente poi niente da dire, siamo ancora cattivi, perché abbiamo capito che siamo pericolosi, perché il Milan abbiamo messo davvero sotto pressione. Abbiamo fatto una partita della Madonna, signori.
rientra al secondo tempo, pericoloso il Milan subito con Camarda, entra in area sul versante sinistro, aspetta in mezzo, arriva Chukwueze ben servito, ma fortunatamente per noi il suo giro di piattone sinistro è molto poco preciso. Restituiamo quindi di subito noi, quindi la partita continua nel secondo tempo come il primo tempo, andata, botta e risposta, provano loro, proviamo noi, non c'è un momento di respiro. È Zortea che ci prova, che restituisce il favore, arriva in corsa su una palla bella alta, se non sbaglio di nuovo fomentata questa volta da Deiola, nell'area del Milan, scarica direttamente al volo verso la porta, gli va bene che si è svegliato Teo Hernandez in uno dei pochi sussulti della partita, arriva sulla traiettoria e salva con deviazione, perché altrimenti sarebbe stato sicuramente un gol da parte nostra. Insistiamo ancora, un minuto dopo, Fofana prova ad appoggiare indietro su una reimpostazione dal basso, insomma, del Milan, appoggia indietro, ma lo fa troppo dolcemente, troppo lentamente. Zappa, che ha intuito quello che voleva fare Fofana, si inserisce di cattiveria. Sembra proprio il tipico gol da FIFA. Passaggio indietro, il giocatore della squadra avversaria in scatto, corre, frega il passaggio, il portiere non se l'aspetta, battuto, Maignan quindi niente da fare, e Zappa bastona malamente il Milan. 2-2, signori. E secondo me raccogliamo quello che meritiamo di raccogliere, insomma, con tutte le occasioni che abbiamo fomentato, il pareggio era giusto. Io trovo che in questi primi 60 minuti siamo stati molto più concreti e pericolosi di un Milan che, per quanto superiore dal punto di vista tecnico, era molto mollo, molto psicologicamente sciolto su tanti punti di vista, insomma. Tant'è che lo stesso Fofana, che non riesce a stare dietro a Viola, che ha fatto una delle sue partite di quelle, insomma, che ti ricordi per un bel po' di tempo, perché ha fatto una partita sontuosa, signori, quest'uomo, non riesce praticamente a stargli dietro e arriva al punto che mentre Viola sta scappando via per l'ennesima volta, di cattiveria lo abbatte, trattenendolo, cercando di fare quello che non è riuscito a fare in maniera, diciamo, legale di gioco, e si piglia un giallo. Sempre Viola, a 63esimo, batte un bel corner, a rientrare verso Piccoli che arriva di testa, prova di nuovo con questo bel colpo di testa sui calci d'angolo, stiamo diventando pericolosissimi, davvero ben battuti, ben organizzati. Si vede che Nicola sta facendo un lavoro della Madonna sulle formazioni da calcio d'angolo. Arriva Camarda, di nuovo porta del Milan salvata sulla linea, e sono 2 gol salvati sulla linea, più 2 gol annullati, una roba allucinante. Girandola di cambi per il Milan, esce Chukwueze, esce Camarda, esce ed entrano Loftus-Cheek e Abraham. Milan prova a riorganizzarsi, il nuovo entrato, fomentato dall'arrivo di Abraham, segna subito dopo il suo ingresso, perché Pulisic da destra riesce a superare tutti, c'è poco da fare. Da destra una bella diagonale, Scerri respinge anche qua malamente, devo essere sincero, non mi dà neanche lontanamente la sicurezza che mi darebbe Scuffetta, ma neanche se lo paghi, proprio con tutta la buonanotte del mondo. Anche qua un intervento molto smanacciato, molto scomposto, tant'è che con una respinta del genere arriva Abram tranquillo che aveva seguito l'azione, tap-in, facile facile, e butta in porta il 3-2. Scusate. E sono queste proprio le cose che mi fanno girare di più i coglioni. Scusate il francese, ma sapete, è un canale bilingue. Una partita dove stiamo pericolosissimi, dove potevamo raccogliere almeno un altro paio di gol, se non per i guizzi di riflesso sulle linee o per quei mezzi centimetri di fuorigioco, tocchi sfortunati, cose simili, dove dovremmo essere avanti brutalmente. Un'azione, un'imprecisione o dal portiere o dall'uno e veniamo puniti. Ti fa capire che se non approfitti di un Milan che lo vedi che è pericoloso, perché se ti distrai un attimo, comunque di inerzia, i campioni, i grandi giocatori ce li ha, e quindi ti purga, tu in una partita del genere dove comunque potresti raccogliere tanto, sei sotto.
E a me queste cose mi fanno proprio girare le palle, perché non stai approfittando di un momento di disattenzione comunque generale di un Milan che, se avesse giocato come deve giocare il Milan, e per quanto io sia tifoso della squadra che ci stava giocando contro, quindi del Cagliari, del mio Cagliari, lo riconosco, ti avrebbe comunque annichilito. E invece eravamo in condizione di fare molto di più, però va bene lo stesso. Doppio cambio da parte nostra, esce Vitesca, entra Vitesca e Gaetano al posto di Palomino e di Viola, che si guadagna il suo meritatissimo riposo, e ancora poi, pochi minuti dopo, Pavoletti per Piccoli, Lapadula per Zortea e Marin per Macumbu. Devo essere sincero, ci sta. Il preservare Zortea e Viola, che avevano fatto una partita di grande fatica, e il giocarci anche, e anche Piccoli, devo essere sincero, oggi niente da dire. Mi dispiace che non riesca a raccogliere quello che costruiscono, ma ha fatto una bella partita. Sono stato fomentatissimo dall'ingresso di Pavoletti e la Padula, ci ho creduto davvero, in quel momento ho pensato, minchia, succede il miracolo, oggi ce la facciamo, però fatto sta che la Padula all'80° non ci delude, ci prova in una bella acrobazia, questa sorta di rovesciata su l'appoggio di Pavoletti, ormai giocano per inerzia loro due, sanno a memoria dove è l'altro, è una cosa bellissima da vedere, ti colpisce proprio come tifoso. Anche qua però fuori gioco, niente da fare. Ancora tripla sostituzione da parte del Milan, le squadre si riorganizzano, vogliono chiuderla o preservarla. Okafor, Musa e Tomori per Pulisic, Leao ed Emerson. Quindi diventa un 5-3-2, un Milan che si chiude molto per garantire il risultato. Ma noi siamo sempre cattivi, sempre incazzati, sempre pronti, manovriamo bene, costruiamo bene l'azione. La Padula, all'85° su questa bella manovra gli arriva un pallone che potrebbe calciare, ma serve all'indietro per De Jong, che purtroppo, invece che calciare il pallone, calcia il piede di Abram che era rientrato per coprire. Ma è all'89° che viene giù tutto, signori. All'89° un volé esterno, fantastico, sotto il 7, all'incrocio dei pali. Di nuovo da una poesia calcistica fomentata da Augello dalla sua fascia, dove nessuno gli ha tenuto botta, c'era niente da fare. Augello crea questo pallone, al volo mi arriva Zappa, che con questo volet esterno va a insaccare un pallone sotto l'incrocio dei pali, imprendibile per tutti, soprattutto in quel momento per Maignan. 3-3 all'81°, all'89°, più che giusto. Al 91° ancora un po' di nervosismo, Luvumbo sta per umiliare per l'ennesima volta Teo Hernandez, perché così è. Il Teo concentrato sicuramente lo tiene, il Teo scazzato non ci fa nulla, Luvumbo lo supera, Teo Hernandez lo abbatte. Fine così. Finisce la partita con un 3-3 che ti lascia un po' d'amarezza perché, sarò sincero signori, io credo che per giocata sulla carta, quindi se fossimo stati a fare proprio le statistiche dei giocatori e a fare una media matematica di quello che è il valore dei giocatori del Milan, il valore dei giocatori del Cagliari, ovvio che uno dice: "Beh, deve vincere il Milan". Ma per come è andata la partita, per come hanno giocato il Milan, come abbiamo giocato noi, io credo che, la vittoria ci sarebbe stata, giusta, sarebbe stata più che giusta. Sarebbe stata più che giusta. Eppure è andata così. Ti lascia quell'orgoglio su quello che su quello che effettivamente è la nostra potenza, la nostra forza d'animo, la nostra capacità di costruzione di gioco, e ti lascia un po' d'amaro in bocca per il fatto di tanti episodi dove non abbiamo raccolto. Il VAR ha annullato 2 gol, il secondo giusto perché il tocco di sfiga di Viola va bene, sul primo son proprio centimetri, proprio dei centimetri, cioè non è che stai dicendo era visibile, son proprio centimetri, però va bene. Sono contento di aver visto una squadra così compatta, così forte, ti dispiace però perché è così. Scuffè non c'era, troppo stanco, era fuori forma a quanto pare, non riusciva. Scerri ha fatto bene, perché comunque ha fatto bene.
Alcune cose un po' ingenue le ha fatte, però il suo comunque secondo me l'ha fatto più che egregiamente. Mi viene sempre da pensare che con un Milan un pochino più psicologicamente attrezzato, forse le cose sarebbero andate molto più pericolose per noi, però questa è la partita che abbiamo visto. La nostra difesa ha fatto tutto quello che poteva, perché è da 6 secondo me comunque, perché Leao quando parte c'è poco da fare, cioè potessi avere anche la difesa della Juve di qualche anno fa, forse Chiellini, Barzagli, Bonucci lo fermano, ma noi con i nostri interpreti hanno fatto tutto quello che potevano per preservare la nostra difesa. Quindi quando Leao non era in gran momento, oggettivamente coprivamo più che bene. Zappa e Augello, non ve lo dico neanche, cioè sono da 8 pieno, da 9, Zappa è da 10 oggi. Augello ha fatto tutto quello che è stato fomentato in avanti di più bello, l'ha creato Augello, quindi cosa bisogna dirgli? Abbiamo una media praticamente fra i 2 centrali che sono da 6 e gli altri 2 che sono da 9, secondo me oggi, abbondanti tutte e 2. Abbiamo fatto una difesa oggi che era una roba allucinante, così dobbiamo giocare signori, niente da fare, con le grandi e con le piccole una difesa organizzata così diventa pericolosissima in avanti e diventa un muro dietro, quindi possiamo fare quello che vogliamo. Le grandi, se sono in un momento un pochino più così, ma anche quando giocano invece con cattiveria, vi ricordate la partita con la Juve, riusciamo a trattenerle, quindi oggettivamente siamo belli in botta messi così. Il centrocampo organizzato così io non lo toccherei più, 2 un pochino più fisici e più organizzativi in centro, non metterei più Macumbo a dopo, ma metterei sempre o Macumbo Marin o Macumbo Deiola per organizzare con un pochino più di piede oggettivamente il centrocampo da una parte e l'altra parte invece un pochino più fisica. I nostri trequartisti più avanzati funzionano da Dio così. Zortea ha creato gioco, ha creato calcio, è stato pericolosissimo in avanti. Luvumbo dall'altro lato ha fatto un pochino più di lavoro di legna, oggi più chilometri, però c'era sempre pronto. Viola, che ve lo dico a fare, ha fatto il bello e il cattivo tempo, ha fatto tutto quello che voleva, quando voleva, una partita di intensità, di potenza, di impostazione, lanciava piccoli in tutti i modi possibili con palloni, faceva tutto quello che doveva fare. Pericolosissimo anche lui, quando è entrato Gaetano ha fatto il suo anche lui. Piccoli così, pericolosissimo anche oggi, 3-4 occasioni. Dispiace sempre che non riesca a sbloccarsi. Io spero che arrivi questo momento, lo attendiamo signori, arriverà il momento in cui anche Piccoli comincerà a raccogliere quello che sta seminando, però credo che con un'organizzazione di campo così possiamo essere davvero pericolosi e che Piccoli possa cominciare a raccogliere. Io la media della partita secondo me è da 8, abbiamo fatto una partita sontuosa per tanti motivi. Adesso la nostra classifica, un punticino d'oro preso in un momento pericolosissimo. Siamo sempre sedicesimi con 2 punti di vantaggio su 1 punto di vantaggio scusate sulla zona retrocessione, con però il Lecce che ha già giocato e bene è fermo a 9, il Monza che è l'unico che potrebbe venire a romperci un po' le palle perché deve ancora giocare la sua partita, però il Venezia che è ultimo ha già giocato, anche lui a 8, alla peggio comunque restiamo sempre fuori anche noi dai pericoli. Abbiamo la prossima settimana a questo punto, dopo la pausa scusate, abbiamo e ricominceremo poi il 23 di novembre il Genoa, con una partita che è fondamentale vincere perché il Genoa è lì con noi e quindi dare una botta a una nostra direttissima avversaria, purtroppo per loro, sarebbe fondamentale perché significa poi staccare leggermente quel quartetto e portarci piano piano verso una zona un pochino più sicura. È un campionato che ci sta esaurendo psicologicamente per tutto quello che è la tensione dello stomaco, però bello da vedere signori, niente da dire. Stiamo facendo cose incredibili ogni tanto e cose da bestemmie in altri momenti. Però criticare una partita del genere, cioè trovarci qualcosa di brutto dopo la partita che abbiamo visto ieri, sarebbe davvero una perdita di tempo. Quindi forza Cagliari, davvero bravissimi, incredibili, soddisfacenti, appaganti. Raccogliamo sempre un po' meno di quello che meriteremmo, però va bene così. In casa del Milan portare via un punto del genere vuol dire davvero tanto. Signori, detto questo io vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo se avete voglia, tempo di iscrivervi al canale, mettere un mi piace, commentate, ditemi la vostra, confrontiamoci.
Anche se non tifate Cagliari, restate da queste parti, si parla di tutti in rispetto di tutte le tifoserie di tutte le squadre, come vedete, ci proviamo almeno. Abbiamo anche TikTok e Instagram, è sempre un sardo sul continente, quindi iscrivetevi anche lì, non vi costa nulla e per me è un grande aiuto. Io sono Franco Nusinas, vi ringrazio per l'ascolto e ci risentiamo alla prossima. Sempre Forza Cagliari. Aio.